Via Tommaseo, giovedì mattina, la zona rossa è da poco entrata in vigore a Padova. Davanti le cucine popolari, urla spintoni nella mischia di persone che sostano fuori in attesa del pasto. Ad un certo punto uno dei contendenti afferra una bottiglia di vetro, la rompe e torna in strada bandendo il coccio appuntito. L'ennesima rissa in zona stazione è stata ripresa questa volta da alcuni residenti. Per loro sono racconti quasi quotidiani, ci dicono. Per 60 giorni dicono adesso, ma speriamo che durino molto di più, perché purtroppo il degrado è notevolissimo in questa zona. Il degrado comprende tutti gli aspetti della vita giornaliera. Io come amministratore di questi condomini sono stato costretto a instaurare delle telecamere all'interno, perché all'interno del condominio si verificavano episodi assolutamente non simpatici. Parecchie persone hanno rifiutato di lavorare in questi condomini. I residenti sperano che l'istituzione della zona rossa possa garantire maggiore vivibilità nell'area della stazione, dove sono presenti anche molti uffici. Questi sono episodi che noi li vediamo settimanalmente, anche con semplice urla, oltre che appunto discorsi di litigi con le mani e così via. Abbiamo avuto coltellate, abbiamo visto di tutto e di più. Da quando è stata istituita e per 60 giorni i controlli delle forze dell'ordine saranno quotidiani, anche nelle ore notturne. Per chi ha precedenti e viene sorpreso in atteggiamenti violenti o pericolosi socialmente può scattare l'immediato provvedimento di allontanamento.